Gli investimenti della giunta regionale nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia finiscono sotto la lente di ingrandimento del gruppo consigliare di Patto per l'Autonomia Civica FVG, che contesta l'attuale strategia dell'esecutivo alla luce dei dati climatici ed economici disponibili. Il gruppo d'opposizione ha elaborato le rilevazioni ARPA Friuli Venezia Giulia, evidenziando come la regione sia oggi un hotspot del riscaldamento, con un'anomalia termica di più 2,5 gradi centigradi nel 2024 rispetto all'epoca preindustriale. La linea di affidabilità della neve si colloca oggi a 1500 metri e tende a salire di 150 metri per ogni grado in più, mentre gran parte degli impianti regionali opera tra i 1000 e i 1900 metri, in condizioni sempre più precarie. La stagione sciistica si accorcia di 15-30 giorni, con giornate di gelo scese da 60 a 40 l'anno e un conseguente aumento dei costi di gestione. Le proiezioni indicano inoltre un calo del 15% dei turisti invernali entro il 2030 nel nord-est. Da questa premessa ricca di dati, la critica. Nonostante quanto raccolto, la programmazione regionale prevede investimenti rilevanti, 190 milioni di euro nel 2025 e un aumento complessivo del 429% in 5 anni, a fronte di una crescita annua degli incassi attorno al 6%, una politica ritenuta inaccettabile secondo il patto. Sotto i 1500 metri di altitudine già oggi lavorare dal punto di vista degli impianti sciistici è qualcosa che è destinato a scomparire. In Austria stanno dismettendo gli impianti dai 1200 ai 1600 metri di altitudine. Ecco, dalle verifiche che abbiamo fatto rileviamo che la giunta regionale ha stanziato, di fatto ha avallato la programmazione di promoturismo negli ultimi 3 anni di investimenti negli impianti sciistici per 190 milioni di euro. Ecco, a noi sembra una cifra abnorme. Tanta parte di questi investimenti è per nuovi impianti, quindi stiamo parlando di nuove piste da sci a Tarvisio, nuove piste da sci a Sappada. Ecco, ci sembra che nel 2026 fare questo tipo di ragionamenti sia davvero anacronistico. Noi dobbiamo immaginare forme di investimenti importanti per la montagna, per il turismo, ma che guardino il futuro. Fare nuovi impianti da sci con i dati climatici che oggi abbiamo a disposizione crediamo che sia una scelta davvero fuori dalla storia.